Amici bellini, i rumori incredibili. Mi sono svegliato mo'. Dovete avere pazienza. Praticamente ha parlato già ci sono immagini. È bellissima questa cosa. Lo affrontiamo insieme. Cioè, lo analizziamo perché il body language, perché tutte queste sono cose importanti. Cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici bellini, a rischio di rischiare, ma io rispetto le fonti, Marco Criscitielo l'ha portato su Twitter e ringraziamo. A proposito, benvenuto Roberto Allegretti, che poi Allegretti è un misto tra Allegri e Spalletti fondamentalmente, quindi speriamo di avere un allenatore vincente. Vediamo subito questa cosa qua. A proposito, mettete un like, iscrivetevi al canale, le notifiche, iscrivetevi al canale Telegram, siete in pochi. Qua vediamo qua un attimo questa cosa perché va analizzata bene. Si ha l'abbraccio, un saluto. No, vabbè, io già ho parlato fin troppo. Solo un saluto così. Vabbè, un saluto a tutti quanti i tifosi, ovviamente siamo qui con il nostro nuovo mister e quindi tutto questo è grande ottimismo e un hope. Un benvenuto a casa. Benvenuto a casa è ovvio, quello era scontato, però tu cosa diresti? Ma io direi, prima di tutto, va detto qualcosa alla città e ai tifosi, diciamo forza Napoli. E come dicono loro, sarò con te. Sarò... Poi parte con il coro che viene tagliato per fortuna. Ma allora io individuo un paio di cose subito. Prima di tutto mi piace che per una volta, cioè Spalletti dice prima lei, e questo è giusto e mi piace. Mi piace che De Laurentiis si dice io ho parlato anche troppo, mi piace, poi vedremo magari alla presentazione farà il solito show e si metterà sopra come spesso fa, però in questo caso mi piace tantissimo, quindi è stata bella la live di ieri ragazzi, perché con Guido, chi se l'è persa secondo me dovete andare a recuperarla, perché veramente abbiamo analizzato nel profondo tutte le situazioni del Napoli. Lo so, non vedete gli occhi, se non vedete gli occhi non c'è sincerità. Abbiamo analizzato nel profondo la situazione del Napoli, De Laurentiis, abbiamo detto le cose buone di De Laurentiis, quindi noi abbiamo dimostrato ancora una volta di essere super partes, non siamo a prescindere contro, a prescindere a favore, sarebbe stupido. Mi piace che De Laurentiis dice ho parlato anche troppo e poi cede la parola, poi dice che si è fatto un hope, ma perché questi inglesaggi? Una speranza, ottimismo, va bene, tutto giusto. Spalletti quando prende la parola lui fa un passo in avanti, il body language, no? È bellissimo questa cosa qua, adesso un passo in avanti e si vede che ha studiato la situazione dell'ambiente, perché dice bisogna prima parlare ai tifosi. Questo è uno che ha capito, che è intelligente, che sa che i tifosi sono disamorati e quindi rivolgiamoci subito ai tifosi e quindi diciamo subito forza Napoli, ed è importante. Lui è uno che ci ha sempre tenuto in tutte le sue squadre che ha allenato, ma vi siete dimenticati di dire forza Inter, vi siete forza Roma, ed è giusto così. Il professionista poi quando va a lavorare deve dire forza alla squadra così. E poi dimostra insomma di ricordare, di aver studiato, di ricordare il coro dello stadio, e magari ci riconcilia con una situazione di stadio che magari si riapre, le notizie, insomma c'è stata anche un'assemblea, ho letto proprio al volo, sto ancora dormendo, non mi ricordo come mi chiamo, ma insomma De Laurentiis dice se poi non possiamo aprire rimandiamo, è meglio non cominciare. Approfondiremo tutti questi discorsi. Sto ancora decidendo se andrò live per la partita dell'Italia, perché dovrei risparmiare la voce visto che stasera devo cantare, devo registrare, quindi iscrivetevi al canale, state pronti sul canale Telegram, vi lancio la notifica nel caso, oppure sarà
un commento finale postumo alla partita, faccio l'analisi tattica, vediamo, ancora non ho deciso, quindi state pronti, e poi parte questa cosa, un pochino, c'è questa cosa, benvenuto a casa, e De Laurentiis risponde, benvenuto a casa è scontato. Mi sembra un po' insofferente col figlio ultimamente, il fatto anche del telefono che lui prende, De Laurentiis se lo tira. Non lo so, questa cosa vi lascio a voi i commenti al riguardo. Il tutto risulta un po' cringe, però ci può stare, sono le primissime parole di Spalletti allenatore. Adesso usciranno tutti i discorsi, adesso si scateneranno i media sulle cose, perché prima erano tutte ipotesi, parrebbe che, adesso che sono a colloquio stanno tutti quanti con l'orecchio attaccato alla porta, e quindi ci diranno Spalletti non vuole questo, Spalletti vuole confermare questo, e quindi sarà un macello di estate incredibile. Annunciata anche la prima amichevole di lusso. Per il 31 luglio si gioca contro il Bayern di Monaco, quindi tutti gli amici tedeschi che magari se la possono andare a vedere, non so com'è la situazione là, sono molto incuriosito al riguardo, ma sarà un amichevole a quanto pare dove noi giochiamo con le magliette vecchie, senza nuovi acquisti, questo lo dobbiamo vedere, ma comunque è sempre un amichevole di prestigio internazionale, quindi fari puntati, occhi aperti, e vediamo insomma di cominciare questa stagione nel migliore dei modi. Sono quelle amichevoli però dove probabilmente non ci saranno giocatori titolari, non lo so, molti saranno probabilmente in vacanza, non lo so. Volete capirlo che non lo so, magari uno ha cominciato già il ritiro, però si devono riposare, le amichevoli, i tour, di solito quando fanno i tour mancano all'appello certi giocatori importanti, e sappiamo che probabilmente Lozano salterà gran parte del ritiro perché dovrà farsi i suoi impegni con la nazionale. Noi abbiamo rifiutato l'impiego di Fabio, ma a quanto pare Lozano deve partire col Messico. Signori miei, la teniamo breve perché tengo il che fare anche oggi. Vi ripeto, state tuned, lasciate un mi piace per Spalletti a Spalletti, come diceva Benitez, siamo spalla a spalla, cerchiamo di essere uniti senza attaccarsi subito. Spalletti out, perché io non vi sopporto quest'anno se ricominciate. La deriva è pericolosa, che ogni cosa che poi non ci piace dobbiamo subito tranciare. Calma, analisi, commento, analisi fredda a freddo e poi analisi a caldo. Quando la facciamo a caldo, le reazioni, il tifoso, va tutto bene, però calma un attimo, perché potrebbe andare tutto bene, potrebbe andare tutto male, non si sa niente. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi voglio bene, vediamo se ci vediamo dopo o più tardi o domani, non lo so, va bene, non lo so. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000 e arriviamoci, si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare basta, sei cringe, quante cose, tutte le cose bellissime. Io non mi ricordo come mi chiamo,